Giugno 2015, l'appuntamento con la seconda edizione del Penalty Awards. Qui abbiamo Renato, insomma, dell'AIAC, Associazione Italiana Allenatori, con la quale insomma organizziamo questo premio. Ne parleremo tra poco. Per adesso devo dare il benvenuto al nostro Mario Cardone, campionato di promozione. Ciao Mario. Ciao Ettore, buonasera a tutti i telespettatori. Benissimo, allora mi avvicino a Mario perché diamo subito la schermata del girone A del campionato di promozione e la schermata del girone B del campionato di promozione, perché poi sappiamo come è andato a finire questo scontro tra girone A e girone B. Come abbiamo detto, nel girone A il campionato è stato vinto dal Raffadali, sono retrocessi Sciacca, Salemi, Audace Partinico e Delfini Vergine, mentre la vincitrice dei playoff è stata la Folgore Selinunte, giusto? Esatto, siamo alla resa dei conti, caro Ettore, siamo alla descrizione di quelle che sono state le squadre protagoniste di questo finale di stagione. I campionati sono finiti, la Folgore nel campionato di promozione girone A è rimasta seconda in classifica per ben 26 settimane, quindi se non c'è stata partita per quanto concerne la segnazione del primo posto che poi è toccata a Raffadali, la Folgore è stata proprio radicata come seconda forza del campionato e questo gli ha permesso di riposare 2 settimane, perché di fatto queste 26 settimane hanno permesso alla Folgore di acquisire il vantaggio necessario per non giocare alcun turno preliminare di playoff. E quindi la Folgore è andata direttamente allo scontro finale con la squadra finalista del girone B. Girone B che vediamo con la schermata a seguire, campionato che, come appunto ha già anticipato Mario da qualche settimana, è stato vinto dalla Rocca di Caprileone. Sono retrocesse il Montemaggiore, Ciappazzi, Stefanese e Campofelice di Roccella. La vincitrice dei playoff è stato il CUS Palermo. Palermo ha travolto il Castelbuono in finale, ha riposato un turno perché il Cefalù non è arrivato a ottenere il distacco necessario per giocare la semifinale. Il Castelbuono, da alcuni conoscitori di quella parte di calcio, era dato come favorito perché è una squadra molto aggressiva. Se da una parte la Folgore è stata la miglior difesa nel suo campionato con appena 17 gol subiti, il Castelbuono aveva un problema importante. La Folgore segnava solo Pavone in questa squadra, 23 gol per lui, super capocannoniere da un lato. Il suo secondo marcatore all'interno della squadra era un certo D'Amico con 6 gol, quindi il distacco è molto ampio. Capiamo che in questi casi, quando si blocca un giocatore di questo genere, poi per venire al gol diventa più complicato. Il CUS Palermo invece ha ripartito meglio in stagione delle sue marcature, ha segnato con diversi giocatori 7 gol, per esempio vedo Palazzo, vedo Pirrotta che hanno contribuito e non poco, e adesso oggi a Trapani si è giocata questa partita, adesso andiamo a vedere come è finita. Ce la dici tu questo risultato, ce lo facciamo dire da Genni. Allora, i playoff per quanto riguarda il campionato di promozione hanno visto di fronte la Folgore Selinunte contro il CUS Palermo. Il risultato ce lo dici tu? Vai. Il risultato 0-1. 0-1, cioè ha vinto il CUS Palermo. Ha vinto il CUS 0-1 e CUS Palermo. Va bene, eccola qui. Ha vinto il CUS Palermo come da pronostico che non abbiamo fatto noi, però lo abbiamo preso per buono, in effetti è finita così, Pavone non ha segnato e così la Folgore, il CUS Palermo è riuscito a superare la squadra avversaria. Questo risultato ha un'ulteriore implicazione, non stanno festeggiando soltanto a Palermo. È vero, perché? Perché il Borgata Terrenove, che ha in programma la finale di Coppa proprio con il CUS Palermo, va automaticamente in eccellenza. Adesso io non so se il Borgata Terrenove abbia la forza per poter sostenere un campionato del genere, però intanto il risultato è ottenuto e si staranno letteralmente mangiando le mani, i polsi e i gomiti i tifosi e i giocatori dell'Atletico Catania che contro il Borgata Terrenove hanno perso ai rigori una partita che avrebbero potuto vincere. È vero. Dalla schermata abbiamo già visto anche il risultato dell'altro incontro riguardante le finali promozioni, ovvero tra Gela Calcio e Troina. La sorpresa è svelata. La sorpresa è stata già svelata. Per due risultati, Gela ha vinto 1-0 contro il Troina. Che dire, dai, così poi sentiamo anche i nostri innanzitutto ospiti. Facciamo un po' di contesto. Il Troina nelle ultime 16 partite ha vinto 15 volte. Abbiamo parlato di questa seconda parte di stagione straordinaria del Troina. Bravo Pagana. Esatto, bravo Pagana, brava la società che ha messo a disposizione rinforzi importanti. L'amministrazione comunale ha messo a disposizione 5 pullman dal canto suo per andare a vedere la partita a San Cataldo, più 2 della società che ha appunto messo a disposizione. Quindi grande contesto di pubblico, quelli del Gela non si sono fatti d'altra parte questa straordinaria esperienza in trasferta. C'è stata anche una piccola polemica perché se voi andate su Google Maps vi accorgete che San Cataldo è distante da Troina 1 ora e 40, mentre 1 ora da Gela. C'è chi ha sostenuto che insomma questa assegnazione fosse... che sono dei pullman che portano male. Però è anche vero che una finale di quel genere andava giocata in un campo, dicasi campo, cioè non si poteva pensare di giocare in un campetto di periferia. È chiaramente così. O si giocava a Caltanissetta o si giocava a San
San Cataldo, quindi va bene San Cataldo. Però i filo-troinesi sostengono che la strada è più faticosa per arrivare a San Cataldo vabbè. rispetto a quanto sia per quelli del Gela. Comunque è stata una partita abbastanza ingarbugliata, mi hanno detto. È stata una partita non bella da vedere in quanto il Troina si è affidato moltissimo ai lanci lunghi, il Gela così come aveva fatto contro l'Atletico si è affidato alle ripartenze piuttosto, perché Saro Genova è uno che sul dritto può fare la differenza e l'ha fatta ancora. Genova che ha fatto la differenza ancora una volta. Ha segnato sul finire del primo tempo, poi è stato espulso, ma a quel punto non importava più Certo. perché anche il Troina dal Sì. canto suo era in 10 uomini. Perfetto, allora battuta con i nostri ospiti, abbiamo detto, sì, Allora, di norma il tecnico c'ha il tattico, tu hai il matematico. è bravissimo, Complimenti, Lo statistico, veramente. Mario Cardone, come del resto tutta la veramente redazione, Alessio, è Peppe. È il top Sì, di questo ruolo. È il Non nostro hai fiore uguali. all'occhiello, non voglio togliere Posso nulla dire- agli altri ragazzi, però devo dire che lui è il nostro Lo matematico. confermo, sono stato un giorno intero con lui in una partita. Sì, Abbiamo infatti. visto lo Sport in Taormina. Sport in Taormina, Don infatti. Puleri non è nuovo a queste prodezze perché insomma, è uno che ha vinto parecchi campionati, Sì. l'esperienza, ma c'è da dire che aveva una squadra Super attrezzata. attrezzata insomma, per la Erano già in ritiro da martedì. martedì. addirittura. Chiederei ai nostri ospiti appunto Eh. questo, cosa ne pensano del ritiro in occasioni come queste? Ecco, cioè, perché poi dopo andare in ritiro vuol dire preparare una squadra totalmente diversa rispetto a chi non ci va. però. Allora, non dimentichiamo che il Gela del presidente Tuccio culturalmente è una mentalità Professionistica, che si porta nel DNA, no? Evidentemente ha cercato di coinvolgere i giocatori e ambiente in un momento importante per il campionato. Ricordo gli olandesi che portavano Le proprie in ritiro mogli. le Facevano mogli, ritiri ecco, un po' particolari. hanno iniziato quei ritiri particolari. Sì. Io non ci credo più di tanto, anche perché se tu tutto l'anno sei andato in pizzeria a mangiare la pizza e poi il sabato sera vai nelle discoteche, mi sa un po' strano. Un po' si Evidentemente soffre, è una cultura che hanno avuto per tutto l'anno, perché conoscendo Bruculeri che è un professionista, Certo. ha tenuto a dare quel tocco in più. Io ho detto la battuta dei pullman per scherzare, perché anche lo scordia hanno allestito 7 pullman Sì, e ha portato sì, male. ha portato un po' male. È stato opportuno andarci magari a piedi, visto la distanza. vero, con è le vero. macchine. Qualche volta può essere anche un po' controproducente qualche ritiro. Però a i livello tifosi dilettantistico, fanno tanto, eh. No, dico il ritiro a livello Ah. dilettantistico. Però è anche vero che c'erano Sì, i giocatori no, che sì, insomma lo vivono, sì, l'hanno già vissuto io- il ritiro, quindi... Non è in questo il caso, io l'ho vissuto a livello giovanile qualche ritiro forzato perché per trasferte lontane non era tanto producente. Ma perché per i ragazzi insomma Sì, il ritiro ragazzi, diventa una lo prendevano- vacanza certe devo volte. da- Devo andare a controllare di notte. Vabbè, Insomma, succede. fa piacere perché dico, la cultura professionale, non professionistica, apportata da una società, da un tecnico, a livello dilettantistico fa sempre bene. Certo. Soprattutto la cultura del lavoro, degli lavoro, allenamenti certo. e di vita sana. Tra l'altro Gela che è pronto per la prossima stagione a questo punto, no? Cioè io credo che l'ossatura di questa squadra è già pronta anche per il campionato Ma credo di sì, di perché eccellenza. ha dei nomi importanti per la categoria e oltre. Il problema diventa adesso il presidente Tuccio cosa vuole fare da grande, perché se ricordo era in Serie C e praticamente Poi- ha azzerato il tutto. No, perché si parlava quando fu a suo tempo che l'amministrazione comunale non lo aiutava. Adesso forse si è reso conto che le amministrazioni non debbono più aiutare le società di Io calcio. credo che lui abbia innato l'entusiasmo per questo sport e per questa per questo è questa importante. attività. Questo è importante, ma soprattutto è importante che questi uomini, questi soggetti non vanno dispersi nel calcio dilettantistico, perché noi non parliamo dei professionisti, però nel calcio dilettantistico se non c'è gente che ha entusiasmo, che non ha voglia, che non ha volontà, evidentemente noi tecnici, noi calciatori, a chi ci dovremmo affidare? Appunto. Non sicuramente ai politici. Salvo, il Io prossimo vorrei- anno il campionato di eccellenza Sì. sarà un campionato intenso, no? Perché ci sarà il Gela, ci sarà... Cioè, aumentano cioè, specialmente nel girone B, almeno probabile, soprattutto nel girone B, le nobili decadute. le nobili decadute, Ecco, quindi però sarà bisogna veramente vedere un sempre terno il livello. all'otto. Chi vincerà il prossimo Io anno? volevo ritornare al campionato di promozione. Sì. Già mi sembra, vabbè, poi sai le partite sono finali, è già un risultato striminzito questo del Gela con il... Ma sai, però, sono è partite sempre dei una finali, finale, quindi sempre, indubbiamente, insomma, di perché tensione. volevo fare un paragone anche se poco calzante sul fatto del livello dei due gironi. Io ho seguito tutti e due i gironi, Sì? più quello dove c'era il Taormina chiaramente, per motivi affettivi, e quello dove c'era il Gela con l'Atletico, con
Era un L'altra girone squadra duro, era era un girone molto più duro e più l'Atletico- equilibrato, Sì, squadre sì. molto più attrezzate. Ma infatti sono salite poi alla fine due squadre in eccellenza Esatto, da quel esatto. girone. Anzi, il Troina ci deve dare plauso, è arrivato il fino a il questo Troina l'ha punto. vinto il suo campionato. C'è da dire anche che il girone C è stato anche un po' falsato, perché per la situazione del Tre Castagni che a metà campionato un po'... a tre quarti del campionato ha mollato. È vero, è Però, vero. come dicevamo Sì. settimana scorsa, io dubito fortemente che a Troina siano tristissimi, perché Anche io sono di questa ancora idea. il discorso di pescaggi credo che sia aperto e attualissimo, Sì, perché lì non c'è. sapremo chi... Lì avrei Però una- mi sorge una mia spontanea una domanda. personale opinione Però sui mi sorge pescaggi. spontanea una domanda, ma il Troina è attrezzato per fare l'eccellenza? Non è troppo come categoria? C'ha un Mario? bel campo. Tu che ne pensi? A Troina pescano tanto anche da fuori, lo sappiamo, c'è Pablo Pigliuca, c'è Meta, l'albanese Juniores che ha segnato tanti gol. Questa è una società che sembra avere determinate risorse. Ben vengono, attenzione, anzi ci fa piacere potrebbe che ci sia starci, secondo qualcuno che me. investe E in questa un squadra. seguito di pubblico. Troina è Poi c'hanno un abbastanza campo serio, bellissimo, c'ha un bel campo. l'erba Sì, sintetica. tutto sommato, analizzando magari altre società di eccellenza che magari sono andate un po' all'avventura, forse il Troina qualcosina. Ci potrebbe anche stare quindi in Perché eccellenza. volevo un pochettino fare un inciso sui ripescaggi. Ah, ma i ripescaggi sono un terno all'otto, non, Sì, un non sta terno all'otto. scritto Mi pare che da nessuna parte, ormai non sta le- scritto cioè, nulla. Che cosa? No, le norme, sì, ci sono le norme, Sì, però sono poi un alla po' fine, disattese, perché poi la norma fondamentale dei ripescaggi secondo me è la questione economica. Bravo, Se e io quindi, riesco insomma, ad avere il punteggio c'è. i soldi sufficienti. Il posso punteggio aiuta a partire salire in fonte graduatoria, categorie, ma ecco, relativamente, infatti. Va bene, ok. In chiusura, due cose. La prima è attenzione al free agent per la prossima stagione, il piccolo Del Rigo, perché il padre è qui, ma io ho visto giocare il ragazzo. Che gli fai pubblicità? No, non è pubblicità, il ragazzo Sì, è lo sappiamo, bravo è un ottimo giocatore ed è dilettante. anche giovane, sui calci d'angolo è fortissimo di testa, ha un tempo straordinario, anche se non è il più alto del mondo, però salta molto No, molto bene. l'altezza Ce l'ha. 1,92, sì. No, è chiaro. Ma parli da papà o da mister? Nel 92 non... Vabbè, Indagabile è vero, 1,92. È compatto però, non sembra così slanciato. Comunque l'ho sì. visto saltare ed è veramente Quest'anno interessante. ha il campionato di Trecastagni, ha giocato Sì, col sì, Trecastagni. Ha giocato col infatti. Ha Trecastagni. iniziato con lo Scordia. Sì, No, ha un record poi. 3 squadre in una Tre squadre stagione. in una Su questo, in una insomma, non è che mi trovi stagione, molto E felice. non è argentino. E non è argentino. Va benissimo, ok. Allora ringrazio Mario, come al solito, insomma ti hanno anche lodato, quindi voglio dire, grazie. quest'anno a dimostrazione che hai fatto un grandissimo lavoro, che non è ancora finito perché adesso si inizia a lavorare anche per il Penalty Awards e tante chiaro, altre è cose. chiaro, è chiaro. E diciamo che è finita la stagione regolare. Sì. Adesso c'è Quella soltanto la irregolare. Coppa Italia, la Esatto. Coppa Italia che dalla settimana prossima dovrebbe dare anche altri riferimenti. Grazie, con te ci vediamo la settimana prossima allora. Certo, e buonasera a tutti. Grazie, grazie. Mi sposto perché ci lanci l'ultima pubblicità della puntata, tra poco arriverà un nuovo ospite e con lui parleremo dei playoff del campionato di prima categoria. Amici di Penalty, non cambiate canale, restate con noi, torniamo tra pochissimo. È di nuovo estate e con l'estate riesplode Donna del Mare. Per diventare una delle 8 concorrenti della nuova edizione, partecipa ai casting ufficiali. Vai sul sito www.donnadelmare.it e compila la scheda di partecipazione. Parteciperai alle selezioni per vivere un'estate di successo indimenticabile. Allora chiama al 336 9207 27. Il concorso che colora l'estate sta aspettando te. È un'organizzazione Play Village. Un'azienda giovane e rampante, competente e soprattutto all'avanguardia. PC One, un solo nome, un solo successo. Da PC One l'assistenza che cercavi nel mondo dei PC. Tutta la componentistica per l'informatica, tutti gli accessori per computer delle marche più prestigiose. Asus, Toshiba, Acer, MSI. Da PC One ampia scelta di notebook e stampanti per PC, nonché toner e cartucce originali e compatibili. PC One, infoline 095 53 71 91.